Non si placano le polemiche dopo il via libera regionale alla diga del Vanoi. Roma e Venezia la vogliono, serve raccogliere acqua da distribuire in estate per l'agricoltura in pianura. Tutti contrari invece nelle terre alte, dal Consiglio provinciale ai comuni interessati, tanto in Veneto come in Trentino Alto Adige, nei confronti di un'infrastruttura per cui si parla di un investimento da 150 milioni di euro per creare un invaso da 33 milioni di metri cubi d'acqua. La diga del Vanoi, 2 giorni fa in Consiglio regionale abbiamo sentito delle frasi che ci hanno, per così dire, scioccato. Si tratta di un'opera della quale non è ancora chiaro il finanziamento, ma che è ovvio e chiaro a tutti peserà moltissimo sulle casse pubbliche, un'opera che non si capisce ancora bene come sia giustificata e noi ci chiediamo perché non c'è ancora un bilancio idrico regionale che dimostri eventualmente anche l'utilità dell'opera. Nella gola dove si pensa di creare l'invaso, le frane sono tante, piccole e grandi, e certo non si fermeranno né l'anno prossimo né quello dopo. Dire se ci sia il rischio di un altro Vajont spetta ovviamente solo agli esperti, quelli che allora però non vennero ascoltati. I miei cittadini e i cittadini di Canale San Bovo, di Cinta Tiesino, di Sovramonte hanno paura, hanno davvero paura e hanno paura di due cose. I miei cittadini hanno paura per la loro sicurezza e per la sicurezza del loro ambiente. Noi sappiamo da 2000 anni che la Valle del Vanoi è instabile, è pericolosa.